Si è svolta ieri via internet l'assemblea dei comuni partecipanti al lato idrico, che ha visto la partecipazione del commissario ad acta straordinario Maria Annunziata Di Francesco, che ha anche annunciato che per le sue mansioni provvederà ad approvare lo statuto dell'azienda consortile del comune di Agrigento. Anche per Comune di Favara il sindaco Anna Alba si è preso l'impegno di farlo approvare entro una settimana, passata la quale sarà compito del commissario Di Francesco approvarlo d'imperio. Sulla vicenda ascoltiamo il vice sindaco Aurelio Trupia, che ha partecipato ieri all'assemblea. Ieri c'è stata l'assemblea dei sindaci alla quale abbiamo partecipato anche noi. Abbiamo chiarito la posizione del Comune di Agrigento, che è per l'acqua pubblica, per andare avanti nel percorso che è stato già intrapreso dall'Assemblea nel 2019. C'è stato questo intoppo da parte della nostra delibera che prevedeva ulteriori chiarimenti, eccetera. Pertanto ci sarà l'intervento del commissario che quindi si insedierà a breve e continueremo nel percorso che è stato intrapreso tranquillamente. Anche perché c'è un finanziamento per il rifacimento della rete idrica, quindi importante per la nostra città. Certo, il finanziamento che serve per il rifacimento della rete idrica era agganciato anche al piano d'ambito che è stato approvato all'unanimità anche da noi, quindi dal Comune di Agrigento nel dicembre del 2020, quindi era atto propedeutico, quindi questo sta a significare e dimostra la volontà del Comune di Agrigento di andare avanti in questo percorso. Quindi superata questa fase, quale sarà quella successiva, Assessore? Sì, la fase successiva sarà quella proprio della costituzione dell'azienda consortile, che appena tutti gli altri comuni, compreso anche il nostro, adotterà lo schema dell'atto costitutivo, praticamente saremo pronti a far sì che la gestione commissariale poi passi alla gestione ordinaria. Quindi da lì l'iter si inizierà, anche si dovranno prendere provvedimenti per vedere se i dipendenti saranno, diciamo, assorbiti dalla nuova società consortile. Anche questo è un altro problema che dovete affrontare prima o poi. Ma guardi, già nel piano d'ambito che abbiamo approvato a dicembre, ripeto, a dicembre del 2020 è previsto che il personale attualmente operante transiterà nella nuova struttura, quindi è già previsto nel piano d'ambito, per cui non ci dovrebbero essere problemi di sorta per il personale.